Un saluto a tutti voi di Milano, io sono Giuseppe Povia, quello dei bambini, dei piccioni. E tra poco sarà quello del Leone Alato. Povia, in concerto a Milano Summer Festival, ha anticipato una novità a cui sta lavorando, molto legata al territorio veneto e veneziano in particolare. Sì, sto scrivendo un pezzo bellissimo, ve lo dico in anteprima, che si chiama Serenissima, che racconterà come ho fatto col Sud, che era il regno delle due Sicilie, che è stata una grande potenza e poi ha subito l'unità d'Italia, ovviamente, come la Serenissima. Il Sud nel 1861, la Serenissima nel 1866, però sto scrivendo sto brano che parla di questa Repubblica di Venezia, che comprendeva ovviamente in partenza dal Veneto, che è stata in piedi 1100 anni, dal 697 fino al 1797, ma forse anche prima, nel 421, quando ci furono le invasioni barbariche. Personaggio che difficilmente suscita sentimenti tiepidi, Povia viene amato o disprezzato con la stessa facilità. È innegabile che abbia comunque avviato un percorso singolare e completo di molte esperienze diverse fra loro. Anche fare l'artista di strada, per esempio, è una cosa che mi è uscita fuori quest'anno. Io ho provato a fare 3-4 piazze proprio con il mio 2 metri quadrati, come si fanno con gli artisti di strada, a parte che tiri su qualche mancia, ma ricominci ad avere il contatto con la gente, quello vero. Io ho fatto per 19 anni il cameriere, ho fatto 4 Sanremo, poi mi sono un po' autoescluso, piano piano adesso sto rientrando, ma devo capire se riesco a dire le cose che voglio dire, se no no. Dal palco milanese ha presentato molte canzoni del suo ultimo lavoro. Ho preparato un album che si chiama Nuovo Controordine Mondiale, che sono 19 brani, è un disco autoprodotto, autopromosso, autofinanziato, autoproclamato, cioè io stesso dico che è bello, e traduce in musica quello che nessun artista purtroppo oggi traduce in musica, cioè la finanza, l'economia, la spesa deficit, il debito pubblico, l'utero in affitto, il sociale, la teoria del gender che molti dicono che non esiste ma che distrugge l'identità ai bambini. Insomma, è un disco abbastanza politico, economico e sociale. Parallelamente, la creatività musicale di Povia prosegue di pari passo con il suo impegno sociale. Sto facendo convegni musicali assieme a giuristi importantissimi come Zagrebelsky, Maddalena, Alberto Bagnai, che è uno dei più grandi economisti. Insomma, è bello accostare, diciamo, persone appunto che hanno studiato tantissimi anni, che nei loro lunghi convegni di 2, 3, 4 ore, magari a volte sono noiosi, accostare la musica che traduce i loro temi non l'ha mai fatto nessuno.